Giuliana Fontanella, presidente dell'Istituto regionale Ville Venete. Qual è la situazione dopo purtroppo la tromba d'aria delle ville venete, che sono un patrimonio direi nazionale? Chiaramente noi abbiamo fatto fare una visita puntuale tramite il nostro direttore dell'istituto a tutte queste dimore che sono state colpite, cercando di capire quali sono stati i danni che effettivamente si possono ad un primo esame superficiale evidenziare. Sono state fatte alcune schede che proprio oggi sono state portate alla Protezione Civile della Regione Veneto, che sta raccogliendo un po' tutte le informazioni che arrivano dal territorio proprio dei danni causati da questo violento tornado. Il patrimonio culturale in questo momento è stato soprattutto, oltre che Villa Fini che è stata completamente distrutta, ma anche danneggiato seriamente, perché sono dei patrimoni anche fragili sotto tanti punti di vista, per cui necessitano soprattutto come primo intervento quello della messa in sicurezza. Penso ad alcune barchesse che sono molto importanti, che richiedono un'attenzione molto ma molto particolare. Ricordiamo tutti che la Riviera del Brenta è un po' il simbolo delle ville venete, questa Venezia in terraferma, e quel tratto particolare anche di riviera, questo tratto particolare di riviera è importante che possa effettivamente essere riportato al suo splendore e alla sua anche funzione, che è quella di ricordare che il patrimonio culturale non è una cosa che rimane così, ma determina un passaggio ed è soprattutto un segno del passato che si proietta nel futuro, per cui l'attenzione che viene rivolta in questo momento è anche quella di vedere dai proprietari quali sono le esigenze fondamentali, ma anche di analizzare, di cercare di far presente nelle sedi dovute quali sono stati i danni. Presidente, la Regione è disponibile o, viste le necessità primarie delle popolazioni colpite, tipo c'è gente che non ha più vestiti, ha perso completamente l'abitazione, comunque cercherà di fare il possibile? La Regione devo dire che è stata proprio in primo piano su questo evento, è sempre stata molto vicina sia con il Presidente che con gli assessori specifici, nel caso proprio quello della Protezione Civile Bottacci, ma anche con quello della Cultura Corazzari, che oggi viene qui proprio e ha voluto essere qui nella sede dell'Istituto regionale delle Ville Venete a Villa Venier Contarini, ricordiamo a 100 metri dall'evento, per cui una villa salvata, proprio come segno di testimonianza di incontrare tutti i proprietari